L'Elisso Edizioni nasce dal nulla nel 1985 e subito si propone sia con la produzione di volumi che di eventi culturali, di mostre d'arte. Questo lavoro trova adesso maggiore compiutezza con l'apertura di questo spazio. È una scelta che noi abbiamo fatto in un tempo lungo, mettendo a registro un'esperienza sul campo maturata appunto in 35 anni di attività e che oggi confluisce in questo luogo, un edificio di oltre 500 metri quadri con 2 giardini, che sarà il Museo della Scultura del Novecento sardo, uno spazio per esposizioni intemporanee e dove convergeranno tutti gli archivi iconografici e documentali che noi abbiamo raccolto in questi anni attraverso la ricerca DNA della Elisso. Uno spazio aperto alla città, ma a tutta la comunità isolana, che diventa soggetto propositivo e attivo nella produzione di eventi d'arte e di cultura anche immateriale. Uno spazio che vogliamo appunto che venga sentito come uno spazio di tutti, che appartiene a tutti, quindi uno spazio inclusivo, aperto al dialogo e all'impegno. E questo, diciamo, è l'arrivo, l'approdo di un nostro sogno per rilanciare la Elisso e quindi continuare a impegnarci e a scommettere sulla cultura, ma con l'aiuto di tutti, e infatti abbiamo coniato l'hashtag Siamo tutti mecenati in assoluta aderenza a questo spirito.